migliore. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Abbastanza bene, dai. Ha dormito bene? Sì. Ok. È stata una bella notte. Sì? Sì. Ha avuto ancora dolori? No, basta. La cura del paziente è obiettivo principale, cura del paziente che avviene solo ed esclusivamente unendo professionalità, umanità, altissima tecnologia e lavoro di equipe. Una squadra compatta, insomma, che diventa realtà nelle strutture dell'ULSS 7 Pedemontana, andando a raggiungere, grazie a strumentazioni di ultimissima generazione, risultati di eccellenza. Si parla di chirurgia robotica in dotazione al San Bassiano e Sant'Orso, che va a garantire da un canto precisione nell'intervento, dall'altro una ripresa molto più rapida del paziente stesso. Parlavamo prima di eccellenze, una su tutti l'urologia, diretta da Antonio Celia. Ricordiamo che questa urologia è stata la culla della laparoscopia italiana urologica. Qui è stata eseguita la prima nefrectomia laparoscopica, e questo nel lontano 1991. L'abbiamo detto tante volte ritengo che sia ridondante, però è giusto sottolinearlo perché è un crescere, è un'evoluzione continua. L'urologia da allora è sempre stata legata alla tecnologia, alla chirurgia meno invasiva. La chirurgia tecnologica è diventata fondamentale. L'urologia moderna oggi si è avvicinata a una tecnologia super costosa e estremamente raffinata come la chirurgia robotica, che è stata la rivoluzione più importante in ambito chirurgico, ma non solo, si è affiancata a una serie di eventi, di evoluzioni tecnologiche legate in tutti gli ambiti della chirurgia urologica, dall'endurologia alla chirurgia laparoscopica stessa, che è diventata tridimensionale, 4K, simile a quello che noi viviamo tutti i giorni nelle nostre case. Ed è fondamentale perché la chirurgia meno invasiva ha reso una chirurgia difficile e complessa molto più semplice. Il paziente ha minore degenze in reparto e soprattutto si ritorna a vivere la vita di tutti i giorni in tempi veramente rapidi. Abbiamo anche il robot Da Vinci, che viene utilizzato chiaramente per la buona parte dall'urologia, però in alcuni casi anche da noi chirurghi. Stiamo anche cercando di aumentare anche i numeri di casi fatti col robot Da Vinci. La seconda è fondamentale: ormai non esiste una chirurgia oncologica, anzi un trattamento di un paziente oncologico se non c'è la multidisciplinarità e la collaborazione tra i vari professionisti. E un'altra cosa eccellente del nostro ospedale, ma non solo del San Bassiano, ma dell'azienda ULSS 7, a me piace parlare di azienda ULSS 7 perché credo che sono anni ormai che siamo uniti, è proprio la possibilità di avere questa multidisciplinarità, questa possibilità di confrontarsi anche in meeting settimanali, in modo tale che a ogni paziente possa essere data sempre la terapia chirurgica o in altri casi non chirurgica di maggior livello. Noi il paziente lo prendiamo alla diagnosi, grazie alla endoscopia digestiva, alla radiologia, che sono normalmente le specialità che ci danno più riscontro per i pazienti. Ha avuto un po' di nausea anche? No. Ok. Le dolori e le nausea. Sono migliorati Sì, allora? sì. Ok. E dopo, quando magari tra un paio d'orette, non so, quando vuole, magari ci alziamo, ci chiama, ci diamo una mano ad alzarsi, a mettersi seduto, li accompagniamo fuori, magari facciamo un giretto per il reparto, va bene? Va benissimo, grazie. Così magari funziona anche un po' da ginnastica questa, da ripresa dopo l'intervento. La chirurgia meno invasiva ha permesso non solo quindi di eseguire procedure raffinate, ma di portare molti chirurghi giovani, molti colleghi ad eseguire delle manovre in tempi più rapidi e con una grande qualità. Ed è quello che noi da sempre facciamo a Bassano. Oltre alla chirurgia diciamo tecnologica, è fondamentale oggi lavorare anche in equipe, e tutto questo porta
un unico obiettivo, quello di dare il massimo per i pazienti affinché ogni procedura chirurgica ottenga il miglior risultato possibile. Non esiste una chirurgia mini-invasiva, laparoscopica, toracoscopica fatta bene se a fianco ai professionisti, noi cerchiamo di metterci sempre del meglio e di portare l'esperienza per quanto mi riguarda di tanti anni, se non c'è la tecnologia adeguata. Allora noi a San Bassiano abbiamo la fortuna di avere tutta la tecnologia più moderna. Noi siamo estremamente soddisfatti perché chiunque andasse in un ospedale di riferimento negli Stati Uniti noterebbe come le chirurgie che loro propongono sono chirurgie che a San Bassiano abbiamo da diversi anni. Parliamo di chirurgia robotica. Noi oggi abbiamo in dotazione la macchina robotica più evoluta, che è il Da Vinci Xi. Siamo pronti anche per ricevere eventualmente, quando arriverà in Europa, la nuova piattaforma Single Port, che è un Da Vinci che lavora con un unico buco all'interno del quale arrivano 3-4 strumenti miniaturizzati. Ancora questo non è, diciamo, una disponibilità europea, però direi che siamo estremamente orientati nell'andare in quella direzione. Poi l'urologia ha la possibilità oggi di lavorare, come dicevo poco fa, con l'endurologia avanzata. Noi abbiamo in dotazione degli strumenti sottili miniaturizzati con delle telecamere che ci permettono di andare attraverso le vie naturali, sia nelle basse vie urinarie che nelle alte vie, e gestire sia patologie benigne come la calcolosi e anche patologie maligne come i tumori delle alte vie escretrici, grazie alla capacità con dei laser sottili ma potenti, parliamo di strumenti sottili inferiori al diametro di un capello. Recentemente è arrivato in dotazione, ma questo poi lo vedremo quando inaugureremo il nuovo strumento, grazie anche a delle associazioni locali, delle onlus come quella dell'Helios. È arrivato un nuovo strumento che ci permetterà di vedere dei tumori in tempo reale e di capire se sono tumori aggressivi oppure sono dei tumori che possiamo permetterci una conservazione del tratto interessato. Apriremo questa nuova esperienza anche a delle altre discipline proprio per rafforzare quello che dicevamo prima, il rapporto multidisciplinare. Abbiamo sentito equipe multidisciplinare che riunisce anche più chirurgie, più reparti nell'ottica della cura della persona. Prendiamo il paziente e lo accompagniamo con la diagnostica, con eventuali esami anche molto raffinati e lo portiamo al tavolo operatorio, quindi il paziente viene seguito, non deve impegnarsi, andare dal medico frequentemente a fare richieste, ma questo è un po' quello che credo che è indispensabile che venga fatto ormai un po' dappertutto al paziente. Una corsia preferenziale per poter limitare il minimo possibile i tempi per fare la diagnostica, quindi poter fare un famoso meeting multidisciplinare in cui poi insieme oncologo, gastroenterologo, radiologo, adesso mi dimentico sicuramente qualcuno, si può decidere insieme in base alle ultime linee guida della scienza qual è la miglior terapia da dare a questo paziente. Dopo un po' si stanca, torniamo indietro in stanza e sta a posto tutto. Magari facciamo anche l'aerosol. Va bene, Okay. tutto corrente. Sì, dopo vi spiegherò anche una ginnastica particolare che si può fare con il presidio, con un incentivatore di respiro, appunto per mantenere la funzionalità respiratoria nel post operatorio, ok? Per incentivarla. Una perla è questa sala multimediale. Ma da ormai un anno mi pare che sia stata inaugurata, è una perla dal punto di vista tecnologico, è la sala in cui è presente il robot, in cui abbiamo la possibilità di avere una multimedialità anche con altre sedi, la possibilità di insegnare, la possibilità di organizzare dei congressi, delle dirette, di vedere in sala operatoria e di discutere direttamente con il radiologo indagini diagnostiche. È sicuramente una perla che ci permette anche questa di lavorare sempre al meglio. Facendo sì che gli ospedali dell'ULSS 7 Pedemontana siano un punto di riferimento a livello regionale e non solo. A Bassano è partita la chirurgia robotica nel 2007, è partita nelle ablazioni renali tramite l'uso delle criosonde, cioè i tumori renali e anche prostatici
invece di toglierli li congeliamo, distruggendoli lì nello stesso posto dove sono cresciuti, con una chirurgia che in 24 ore porta il paziente a casa, e abbiamo iniziato questa esperienza già nel lontano 2008. Oggi se ne parla molto, a noi fa piacere perché siamo stati dei precursori e questo ci ha resi uno dei centri di riferimento. E poi l'elenco in realtà delle chirurgie mini-invasive che noi proponiamo sarebbe un po' lungo, perché abbiamo almeno 7-8 novità in ambito nazionale, direi novità per molti centri, ma per noi sono diventati centri di routine. Chirurgia robotica è sempre stato il fiore all'occhiello, ma è una delle tante chirurgie mini-invasive che proponiamo. Oggi abbiamo raggiunto più di 2000 casi di chirurgia robotica, questo ci pone nell'ambito nazionale non solo come un centro di riferimento. Personalmente ho fatto iniziare in molti centri in Veneto e non solo, anche in ambito nazionale. Ci hanno chiesto di diventare un centro di riferimento anche europeo per alcuni trattamenti robotici di patologie urologiche e ci vede sempre protagonisti in molte attività congressuali in ambito internazionale. È ovvio che noi non siamo un grandissimo ospedale, però la nostra attività ci ha resi attrattivi. Vorremmo sempre di più rispondere alle esigenze dell'utenza, perché arrivano pazienti da molte parti d'Italia e anche dell'area triveneta. Con la direzione stiamo cercando proprio di pianificare e di polarizzare le attività nel nuovo assetto della Pedemontana. Il mio compito sarà quello di portare queste competenze di chirurgia mini-invasiva a un livello medio-alto, di distribuire per tutti i pazienti della Pedemontana la stessa opportunità e di polarizzare le attività tra i due ospedali che abbiamo, proprio fornendo queste competenze tecnologiche, rafforzando entrambi gli ospedali, diventando un'unica struttura ma divise su due poli. Bene, andiamo a mettere le aspirazioni dell'angiotoracico, Ok. del paziente a letto 12. A meno 15 A meno allora 15. centimetri d'acqua, va bene, ok, va bene, grazie dottore. Nel campo della chirurgia laparoscopica mini-invasiva il nostro ospedale può veramente dire qualcosa, e secondo me, ma non solo secondo me, questo è il presente, ma sarà anche sempre di più il futuro. Noi, ripeto, come ho detto, dove ci sono indicazioni trattiamo tutto con la chirurgia mini-invasiva e in particolar modo nella chirurgia oncologica. Tra l'altro continuando una serie di aggiornamenti e studi. Ah beh, sicuro, indispensabile, anche perché logicamente ci sono alcune cose che vengono confermate, altre magari che negli anni, col tempo, con gli studi, con le varie statistiche date dagli studi possono non essere confermate, ma se non si va avanti la medicina e la chirurgia non può progredire. Stia pure tranquillo, ok, adesso le porteranno le collezioni o qualcosa e poi arrivo io, facciamo la terapia e dopo vediamo per la mobilizzazione, Bravissimo, ok? grazie. Va bene, Grazie. arrivederci. Ovviamente non esiste alta tecnologia senza un'altrettanto alta professionalità. Abbiamo acquisito dei nuovi collaboratori, sono giovanissimi, abbiamo portato un'età media vicina ai 30 anni e questo è un altro obiettivo che si lega con la tecnologia. Qualcuno ha fatto una fuga al contrario dall'estero e è rientrato in Italia per lavorare nella nostra ASL Pedemontana e questo è un ulteriore motivo di soddisfazione. Grande professionalità, grande programmazione e tecnologia diventa una triade fondamentale per fare sempre meglio e rispondere meglio alle esigenze dei nostri utenti. Una sfida importante per l'azienda sanitaria ULSS 7 e i suoi 2 poli ospedalieri San Bassiano e Sant'Orso.